Finalmente qualcuno che chiama me. Pronto? Sì, so Peppe. Con chi parlo? Alfonso Signorini. Carissimo, come sta? Ci siamo del tu? No, non mi permetterei mai. No, quando mai? No, non ti posso chiamare Fonzi. No, 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 no. A cosa, scusa, scusami, Alfonso, che cosa dico questa telefonata? Ah, mi hai pensato? Mm. E che addirittura mi hai pensato per una tua trasmissione, sono onoratissimo. Quale? Ah, Grande Fratello VIP. Guarda, allora, per l'amor di Dio, è bellissima la trasmissione, però mi sento buttato. Cioè, su carattere di fare questa cosa, ho capito, ho letto molto, ho sentito, ho visto, diciamo, e non è per me. Ho capito, sì, è una cosa di aggregazione, però a me a volte troppa aggregazione, su gusti non mi piace, cioè non metto in discussione, c'è a chi piace, però a me non, mi piace, cioè, mi piace stare a casa mia, ognuno a casa sua, secondo me. Eh, no, no, poi, sì, ne parliamo, però tu abbia a fare, non aspetta a me, come ti devo dire, pensi che tu o altri che le piace, l'aggregazione, eh? Sì, ti vengo a trovare in ufficio, però manco per stare fine in coppa. Vediamoci in un bar, che è più bello, no? Non so che c'è. Vabbè, tu scendi a basso, poi vediamo come fare. Sì, nel frattempo ti dico la verità, preferisco continuare il peppinetto a canale 21. Lo so, o mettere canale 5 o canale 21. Ah, ci c'è la verità, tutta questa differenza avevo solo in due numeri, cioè 5 e 21, cioè la differenza è 16. No, state buone,